Buonasera, buonasera. Sì, c'è una bellissima poltrona. Diventiamo effettivamente sempre più vecchi. Oggi la speranza di vita in Italia è calcolata per 80 anni per gli uomini e 85 anni per le donne e sta continuando a crescere. Cresce circa di 3 mesi all'anno. Negli ultimi 40 anni la speranza di vita è aumentata di 10 anni, 3 mesi all'anno. E questo grazie soprattutto ai successi della medicina, alle tecnologie mediche, alle tecnologie diagnostiche, terapeutiche, ai farmaci. E ci mantengono in vita, ma ci mantengono in vita dipendenti dalle tecnologie mediche. E c'è un lungo tratto della vita, del fine vita, che è pesante, nel senso che c'è un'elevata frequenza di non autonomia, di dipendenza da farmaci, i farmaci hanno degli effetti collaterali, occorrono i farmaci per contrastare gli effetti collaterali dei farmaci. Non è strano che una persona della mia età prenda 10 farmaci per la pressione, farmaci per il colesterolo, farmaci per i trigliceridi, farmaci per la glicemia, farmaci per scoagulare il sangue e poi farmaci per proteggersi dagli effetti collaterali, quindi i prazoli e quindi tutta questa roba ci altera profondamente. Oltre il 90% della popolazione anziana, cioè della popolazione ufficialmente superiore ai 65 anni, deve prendere quotidianamente farmaci per sopravvivere. E senza contare i farmaci per il sistema nervoso, senza contare i terribili antidepressivi e ansiolitici, che sono farmaci veramente che sono stati introdotti con degli imbrogli, vantandone l'efficacia che è modestissima e ignorando gli effetti collaterali che sono molto gravi. Sono farmaci che danno dipendenza e farmaci che possono causare grandi disagi. Per dare un'idea della gravità della non autosufficienza di molti anziani, considerate le demenze, per esempio. Circa una persona su 100 a 60 anni è demente, un po' meno di uno su 100. A 70 anni 4 persone su 100 sono dementi, a 80 anni 16 persone su 100 sono dementi. Oltre i 90 anni quasi il 50% della popolazione è demente. E non era così una volta. Il senior, no? Questa parola bellissima, questa parola latina da cui deriva poi il concetto di signore. Il senior era stimato per la sua saggezza. E non c'era questa frequenza di demenza. Da che cosa dipende questa demenza? I primi studi sono stati fatti proprio a cavallo degli anni 2000. Decine di studi mostrano che il rischio di diventare dementi è circa doppio per i diabetici. Ma il diabete è una malattia che si può prevenire. Gli studi sono chiarissimi nel mostrare che una dieta infiammatoria favorisce la demenza. Quindi glicemia da un lato, infiammazione dall'altro. Gli studi sono chiarissimi nel mostrare una dieta infiammatoria, una dieta ricca di carne, ricca di zucchero, ricca di prodotti industriali. Gli studi sono chiarissimi nel dimostrare che
la dieta mediterranea tradizionale, che era a base di cereali integrali, legumi, verdure, frutta, noci, nocciole, mandorle, e il prodotto animale era occasionale, è associato a una prevenzione della demenza. Oggi potremmo prevenire le demenze, sia le demenze vascolari, sia l'Alzheimer, sia il Parkinson, che sono le 3 principali forme di demenze oggi. Però tutto l'investimento sanitario è stato nel cercare dei farmaci per curare la demenza. Ed è stato un investimento fallimentare. I farmaci non funzionano. Hanno provato tantissime cose, ma non funzionano. Non funzionano e hanno degli effetti collaterali perversi. E il mondo della medicina, i neurologi sono completamente ciechi e non sono in grado di raccomandare nessuna indicazione alimentare per i pazienti che cominciano ad avere qualche difetto di memoria, per esempio. Si chiama il MCI, il Mild Cognitive Impairment, che sono persone che hanno un grande rischio di diventare dementi. Parlo della demenza perché è una delle più grandi tragedie della popolazione ed è prevenibile. Ma come le altre malattie sono prevenibili. Il problema è che le malattie degli anziani sono un business clamoroso, sono un contributo al PIL della nazione fantastico per il lavoro dei medici, degli infermieri, delle strutture sanitarie, delle RSA. Le RSA sono nate per delle esigenze sociali evidenti, ma sono dei posti dove la salute degli anziani viene peggiorata, dove non c'è nessun interesse nell'aiutare gli anziani a prevenire un peggioramento delle loro patologie. Gli diamo da mangiare la purea di patate che peggiora il diabete, il prosciutto cotto che peggiora l'infarto, e una quantità di zucchero che peggiora tutto, e gli impediamo di rendersi utili. Professore, c'è un problema leggermente di audio perché lei parla molto a bassa voce, quindi dobbiamo alzare al massimo. Possiamo provare con questo? Riesce? Possiamo usarli tutti e due. Va meglio? Bene, grazie, mi scuso. Il problema non è l'invecchiamento, ma è l'invecchiamento precoce. Sapete, oggi ci sono delle tecniche per misurare qual è la nostra vera età biologica. La nostra età biologica può essere maggiore o minore dell'età cronologica. Lo si può fare esaminando il DNA, esaminando la metilazione del DNA. Ci sono certe aree del DNA che la metilazione di questo DNA aumenta con l'età. Per esempio, se si esamina il DNA di un fumatore, si vede che la sua età biologica è maggiore dell'età cronologica. Se si esamina il DNA di una persona che ha un'alimentazione del tipo di alimentazione mediterranea, si vede che la sua età è più giovane dell'età cronologica. C'è uno studio bellissimo sull'età biologica dei meditatori. Lo studio è stato su dei monaci tibetani e la loro età è più giovane rispetto all'età cronologica, e per ogni anno che hanno meditato loro ringiovaniscono di 3 mesi. L'età biologica di chi fa attività fisica è più giovane rispetto all'età cronologica, rispetto all'età della carta d'identità.
E quindi sappiamo benissimo come giungere in età anziana mantenendoci relativamente giovani. Naturalmente le malattie possono capitare sempre, ma la grande maggioranza delle malattie degli anziani, che sono soprattutto le malattie di cuore, il cancro, il diabete e le demenze, sono perfettamente prevenibili. Che cos'è che ci fa invecchiare? La prima ipotesi è stata questa. Naturalmente invecchiamo per l'entropia, tutto invecchia, anche le montagne invecchiano, no? E diciamo che tutte le cose organizzate col tempo si tendono a sgretolarsi in qualche modo. E si pensava che fosse soprattutto i danni al DNA, le mutazioni del DNA. Ci sono tante cause di mutazioni del DNA che sono naturali, sono le radiazioni cosmiche e poi sono le sostanze mutagene, le sostanze cancerogene e poi ci sono dei virus che causano delle mutazioni del DNA e se il DNA non è più a posto come quando siamo nati i nostri organi funzionano meno. Si dava molta importanza a questo, in particolare una causa di mutazione del DNA sono i radicali liberi che si producono nel nostro metabolismo, nel nostro normale metabolismo. E possiamo proteggerci da questo. Possiamo proteggerci, i radicali liberi sono delle sostanze molto ossidanti, possiamo proteggerci aumentando le sostanze antiossidanti nella nostra alimentazione. E le sostanze antiossidanti vengono dalla verdura e dalla frutta, dai cereali integrali, non dai cereali raffinati. E questo riduce, ma poi si è scoperto che non tutto è scritto sul nostro DNA, ma pensate che soltanto il 3% del nostro DNA serve per produrre le proteine che fanno funzionare il nostro corpo. Del 97% del DNA abbiamo ancora un'idea che non è chiarissima, ma sappiamo che lì dentro ci sono migliaia di meccanismi che influenzano quel 3% che fabbrica le proteine. E una causa dell'invecchiamento è proprio il rumore epigenetico. L'epigenetica, per darvi un'idea, la genetica è come il pianoforte, l'epigenetica è il pianista. L'epigenetica sono quei meccanismi per cui certi geni sono attivati, certi geni sono disattivati. E nel mondo in cui viviamo ci sono migliaia di fattori che influenzano l'attivazione e lo spegnimento dei nostri geni. Vedete, l'invecchiamento è caratterizzato dal fatto che gli organi piano piano non funzionano più bene. Vedete, la pelle di un vecchio è piena di difetti, perché i geni che la fanno funzionare non sono più efficienti, o sono danneggiati proprio per delle mutazioni del DNA, oppure sono danneggiati dal fatto che ci sono ancora, ma non funzionano bene. Non funzionano bene perché sono stati spenti per dei fattori ambientali. In particolare la nostra alimentazione influenza tantissimo l'accensione o lo spegnimento dei nostri geni. I geni vengono spenti attraverso la metilazione, oppure vengono accesi attraverso l'acetilazione delle proteine su cui il DNA è avvolto, e ci sono una quantità di sostanze nella nostra alimentazione che influenzano l'accensione e lo spegnimento dei geni. E questo ha già portato ad un business clamoroso di integratori. Ti vendono il resveratrolo che si trova nell'uva, nei mirtilli, nelle arachidi, ti vendono i glicosinolati che si trovano nelle crucifere, ti vendono una quantità di sostanze. In realtà rischiamo di fare più danno, andare a squilibrare qualche cosa.
Noi dobbiamo lasciare fare alla natura. Pensate, nel nostro studio noi seguiamo 500.000 persone in Europa che ci hanno descritto il loro modo di mangiare e i colleghi che continuano lo studio hanno fatto un'analisi molto interessante, molto semplice sui questionari alimentari. Hanno contato le diverse specie animali e vegetali che le persone mangiano e hanno scoperto che il quinto della popolazione che mangia più vario ha una mortalità a parità di età, a parità di tabacco, a parità di attività fisica, a parità di tutti i fattori che influenzano la mortalità. Chi mangia più vario ha una mortalità del 37% inferiore rispetto a chi mangia meno vario. E semplicemente perché il nostro corpo ha bisogno di tutte quelle migliaia e migliaia di sostanze che ci sono soprattutto nei vegetali, nei cereali, nei legumi, nella frutta, nella verdura. Ed è impossibile catturare queste cose in una pillola. Dobbiamo lasciar fare al nostro corpo, ma mettergliela a disposizione però. Il nostro corpo deve poter avere a disposizione queste sostanze. Se gliele diamo noi, rischiamo di fare un pasticcio. Quando negli anni '80 avevamo scoperto che chi ha un'alimentazione ricca di verdure e di frutta a parità di sigarette fumate si ammala molto meno, la metà di cancro del polmone, sono iniziati degli esperimenti molto interessanti, era soprattutto la verdura ricca di beta-carotene, che è la verdura verde scura o la verdura gialla rossa. Sono iniziati degli esperimenti per, diamolo noi ai fumatori, il beta-carotene. Un grande esperimento su 30.000 fumatori fatti in Finlandia, 15.000 che prendevano una pillola di beta-carotene, 15.000 no. Dopo 8 anni dall'inizio dello studio, lo studio è stato interrotto perché il cancro del polmone aumentava in chi prendeva la pillola di beta-carotene. Ma nel gruppo di controllo che prendeva il placebo, andando a misurare il beta-carotene nel sangue, si è visto che chi ce l'aveva più alto si ammalava di meno. La stessa cosa è successa per la vitamina E, il cancro della prostata. Si pensava che proteggesse, invece aumentava. I meccanismi sono complessi, ma probabilmente è per il fatto che l'uso delle sostanze antiossidanti può essere pericoloso perché per far morire le nostre cellule, per fare suicidare le nostre cellule che non funzionano, per fare suicidare le cellule tumorali, noi utilizziamo i radicali liberi che produciamo, utilizziamo gli stessi radicali liberi che si formano nel nostro metabolismo, che sono così pericolosi perché possono danneggiare il DNA, aiutano a far morire le cellule che non funzionano. Se noi prendiamo delle dosi troppo alte di sostanze antiossidanti, noi rischiamo di impedire il suicidio programmato. Quindi abbiamo parlato dei danni al DNA, abbiamo parlato del rumore epigenetico, abbiamo parlato. Ci sono altri meccanismi. Uno dei meccanismi interessanti è quello della telomerasi. I telomeri, telo vuol dire lontano, e sono la parte finale dei cromosomi. I cromosomi sono quelle strutture in cui è avvolto il DNA. Ogni volta che le cellule si dividono, i telomeri si accorciano. E quando si sono accorciati tanto, dopo 30-40 divisioni, la cellula non è più in grado di dividersi, diventa una cellula senescente, una cellula che non funziona più. E queste cellule senescenti ostacolano il buon funzionamento del nostro corpo. E questa telomerasi, abbiamo dei sistemi per stimolarla, ma sono dei sistemi pericolosi, perché le cellule che hanno la telomerasi più attiva sono le cellule tumorali e quindi non si riesce a trovare il sistema per stimolarla sì, ma senza causare un tumore. Nei sistemi sperimentali, nei topi in cui si è potenziata l'attività della telomerasi, che è l'enzima che allunga i telomeri, questi topi si ammalavano un pochettino meno, ma non vivevano di più, perché aumentava il cancro, quindi erano più giovani, se volete, ma fino a quando non si sviluppava il cancro, per cui
non avevano una speranza di vita migliore. L'invecchiamento è un fenomeno estremamente complesso. Una delle cose principali è molto più studiate, molto più solidamente studiate, è che se mangiamo poco moriamo meno. Gli esperimenti sugli animali sono decine e decine su tutti gli animali. Un ultimo grande esperimento è stato fatto sulle scimmie. Questi ricercatori hanno allevato le scimmie per 30 anni. 30 anni è circa la durata media di vita di una scimmia. A metà di queste scimmie potevano mangiare quanto volevano, all'altra metà si dava il 30% in meno di quelle che mangiavano quanto volevano. Nelle prime ci sono stati 8 casi di tumore, nelle seconde 4 casi di tumore. Nelle prime ci sono stati, non mi ricordo quanti casi di infarto, nelle seconde la metà. Nelle prime erano 30 scimmie da una parte e 30 scimmie dall'altra. Nelle prime ci sono stati 17 casi di diabete, nelle seconde nessun caso di diabete. E le scimmie sono molto simili all'uomo. Noi mangiamo troppo. Dobbiamo ridurre la quantità del cibo che mangiamo. E noi mangiamo troppo perché nel nostro DNA c'è scritto: quando c'è da mangiare, mangia, perché domani potrebbe venire la carestia. Noi siamo i figli dei sopravvissuti alle carestie. E quando c'erano le carestie, morivano prima i magri che i grassi. Per cui noi tendiamo a mettere da parte, a ingrassare, perché nei nostri geni c'è scritto questo. E allora dobbiamo imbrogliare. Oggi che non vengono più le carestie, dobbiamo imbrogliare un pochettino i nostri geni e dobbiamo trovare dei sistemi per mangiare di meno. L'obesità è il dramma dei paesi occidentali, molto più negli Stati Uniti, in Inghilterra che da noi, ma anche da noi è un problema sempre più importante. E come facciamo a imbrogliare il nostro DNA? Dobbiamo cambiare il nostro cibo, perché ci sono 2 cose fondamentalmente che fanno ingrassare, che sono gli zuccheri e le farine raffinate da una parte e l'eccesso di proteine dall'altra. Noi mangiamo troppe proteine, mangiamo più del doppio delle proteine che mangiamo. Sia le proteine sia gli zuccheri fanno aumentare l'insulina. Quando c'è da mangiare l'insulina è sempre molto alta, quando non c'è da mangiare l'insulina è sempre molto bassa. E l'insulina attiva quegli enzimi che prendono il grasso dal nostro sangue e lo depositano nel tessuto adiposo e inibisce quegli enzimi che invece sciolgono il tessuto adiposo per darci da mangiare. Dobbiamo tenere bassa l'insulina. L'insulina alta è associata al cancro, è associata all'infarto, è associata al diabete, è associata a delle malattie dell'apparato riproduttivo, alla drammaticamente frequente ovaio policistico delle ragazze. Mangiamo troppo. E allora cerchiamo di mangiare bene, mangiare un cibo che non ci fa ingrassare. E che cos'è questo cibo? È il cibo vero. Non è il cibo industriale. Il cibo industriale è un cibo che è stato completamente trasformato, ha perso la sua struttura. Mangiamo gli estrudati sono, mettiamo i cereali in dei reattori ad alta temperatura e pressione e li facciamo uscire da dei buchi piccolissimi che destrutturano completamente i cereali per produrre i fiocchi di mais, per produrre le merendine, per produrre tutto questo cibo che non c'è più bisogno di masticare, questi cibi che contengono una quantità di ingredienti. Sapete che nel panino di McDonald's ci sono 35 ingredienti. Sul Frecciarossa in prima classe ti offrono qualcosa da mangiare. C'era il panino con lo speck e c'erano 27 ingredienti. L'industria mette delle cose nel cibo per catturare il nostro gusto, per crearci dipendenza, e questo cibo ci fa ammalare. Oggi, grosso modo, da noi
e il 25% del cibo che mangiamo è di questo cibo ultra lavorato dall'industria, che sono tutti cibi pronti da mettere nel forno a microonde, tutti i salumi, tutte le bevande zuccherate, tutti gli snack dolci, salati, tutti i cibi in scatola. Negli Stati Uniti siamo a oltre il 50% e più ne mangiamo, più moriamo. C'è una relazione lineare, più mangiamo il cibo industriale, quindi l'invito è ritornare a mangiare una varietà dei cibi veri, dei cibi che devi comprare e cucinare. Oggi la gente non ha più tempo di cucinare, per cui compra i cibi pronti, ma i cibi pronti ci fanno invecchiare precocemente. La gente non ha più tempo di cucinare, ma ha tempo di guardare i cuochi che cucinano in televisione. Dobbiamo aumentare la consapevolezza delle persone che l'industria alimentare ci sta avvelenando. L'industria alimentare dovrà cambiare. Ci sta avvelenando anche per via dei pesticidi che vengono usati nell'agricoltura, che anche loro hanno a che fare con le demenze, hanno a che fare con le malattie cardiache, hanno a che fare soprattutto con i tumori. Oggi è molto chiaro che anche le piccole tracce di pesticidi perfettamente al di sotto dei livelli legali che rimangono nel cibo che mangiamo aumentano la mortalità e aumentano il rischio di cancro. Dobbiamo tornare ad un'alimentazione, ad un'agricoltura senza veleni e dobbiamo tornare ad un'alimentazione come era. È soltanto negli ultimi 60 anni che è successo questo grandissimo cambiamento del nostro modo di mangiare. Oggi mangiamo cose che l'uomo non ha mai mangiato nella storia dell'umanità e queste cose ci fanno ammalare. È bellissimo perché ci fanno ammalare e la medicina ci guarisce, fra virgolette, nel senso che molto spesso non è che ci guarisca. La malattia rimane, ma non ci uccide. E lì sta il business, perché se la malattia uccide il paziente, allora non si vendono più le medicine, ma se la malattia non uccide, allora è un business clamoroso. Un ultimo accenno volevo fare ai nostri coinquilini. Noi crediamo di essere degli individui, invece siamo un condominio e ospitiamo qualcosa come 100.000 miliardi di esseri viventi che vivono soprattutto nel nostro intestino, ma anche sulla nostra pelle, nelle nostre mucose, dappertutto, anche all'interno di alcuni dei nostri organi, che sono i microbi intestinali. Si sta lavorando sulla longevità, proprio sulla relazione tra i microbi che lavorano per noi, no? Che abbiamo trovato un accordo per cui loro sintetizzano le vitamine per noi, ci aiutano nella digestione, fanno funzionare bene il nostro sistema immunitario. E se tu prendi la cacca di un topolino giovane e la inserisci nell'intestino di un topolino anziano, quel topolino ringiovanisce e viceversa. È estremamente interessante perché io spero di arrivare ai 100 anni, perché quando arriverò in salute ai 100 anni riuscirò a vendere la mia cacca a caro prezzo per fare ringiovanire. Anche il nostro microbiota invecchia se noi non lo nutriamo con i cibi che piacciono ai nostri microbi. Quindi quando andate a fare la spesa, pensate ai vostri inquilini e comprate il cibo che piace a loro, perché se loro stanno bene, noi stiamo bene. Guardate che gran parte delle patologie di oggi sono influenzate dalla salute dei nostri microbi. E che cosa vogliono mangiare i nostri microbi? Vogliono mangiare le fibre. Ma le fibre le abbiamo tolte dal pane. Nel pane bianco non ci sono più le fibre. Le abbiamo tolte dalla pasta, le abbiamo tolte da tutto il cibo industriale.
E poi ci sono delle fibre che i microbi amano particolarmente. Però state attenti, perché non basta mangiare le fibre, bisogna mangiare le fibre assieme all'alimento che le contiene. Ci sono delle ditte che fanno della pasta integrale, per esempio, i grandi nomi che fanno la pasta integrale. Questa pasta integrale è una finta pasta, perché è fatta con la farina bianca mescolata con la crusca. C'è il professor Benedettelli, che è un bravissimo agronomo dell'Università di Firenze, che dice: di queste paste integrali è meglio mangiare il cartone piuttosto che mangiare questa, perché hai il danno della farina bianca e il danno delle fibre isolate. No, va bene mangiare la pasta integrale, ma quella fatta con il grano macinato. Mangiamo le fibre, torniamo a mangiare le fibre e torniamo a masticare il nostro cibo. Oggi i bambini in particolare sono nutriti dal cibo che non è più necessario masticare. Ed è triste il destino dei nostri bambini. Mangiano una quantità di prodotti raffinati, di zucchero. Metà dei bambini italiani bevono bevande zuccherate tutti i giorni. Nei nostri studi, più studi su centinaia di migliaia di persone, viene fuori che un bicchiere al giorno di bevande zuccherate aumenta la mortalità del 10% e 2 bicchieri aumenta la mortalità del 20%. E le bevande zero sono anche peggio delle bevande zuccherate. Stiamo lontani da questi cibi industriali per favorire un nostro invecchiamento in salute, da non costringere i nostri figli ad occuparsi di un genitore demente o di un genitore invalido. Guardate che non è che è importante cominciare fin da bambini a mangiare bene, ma gli studi sono chiarissimi nel mostrare che a qualunque età si cambia l'alimentazione verso un modello naturale, e noi lo conosciamo qual è il modello naturale, è quello della dieta mediterranea tradizionale, quello del contadino del sud Italia in particolare, che mangiava la pasta con i fagioli, la pasta con le fave, con i ceci, mangiava le verdure e mangiava la frutta, mangiava le noci, nocciole e mandorle come dessert. E poi moriva prima perché non c'era la medicina che lo aiutava, e poi moriva prima perché c'era anche la fame. Ma quello è il modello del cibo che ci favorisce la longevità in salute. Abbiamo tutti la responsabilità di non ammalarci. Si parla tanto di sanità, del diritto alla salute. Noi non abbiamo nessun diritto alla salute. Abbiamo diritto all'assistenza sanitaria, ma non abbiamo diritto alla salute. La salute è una nostra precisa responsabilità e se ci ammaliamo è colpa nostra. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie al professor Franco Berrone, ci ha fatto venire un po' di paura. Stasera lei cena? No, io non ceno alla sera, ma faccio una bella colazione al mattino e faccio un buon pranzo, a volte faccio una merendina, ma non ceno alla sera. Non ceno alla sera perché per attivare l'autofagia. Sapete, tutte le malattie degenerative del sistema nervoso, l'Alzheimer, il Parkinson, la corea di Huntington, sono tutte caratterizzate dal deposito all'interno delle nostre cellule nervose di proteine che funzionano male. È un difetto della cosiddetta proteostasi, dell'omeostasi delle proteine. E queste proteine che funzionano male ostacolano il funzionamento delle nostre cellule, le fanno funzionare male. Ma se io mi metto a digiuno per 14-15 ore, le nostre cellule non ricevono più quel glucosio che sono abituate a ricevere
e si organizzano per consumare quello che è depositato dentro di loro, per fare le pulizie pasquali nelle cellule. Quindi ogni tanto un po' di digiuno può essere un buon investimento per ridurre il nostro rischio di diventare dementi. Ma qual è l'orario ultimo a cui uno dovrebbe mangiare rispetto a quando si sveglia? Mettiamo, se uno si sveglia alle 7 del mattino, che è più o meno l'orario per chi va al lavoro, ecco. Fai colazione alle 7:30, e poi fai un pranzo a mezzogiorno, all'1, e poi magari mangi una merenda alle 5 del pomeriggio. E tu digiunerai per 14-15 ore. È un sacrificio. Ma allora è un sacrificio per chi? La nostra società oggi è organizzata per la cena. La cena è il pasto principale, perché al mattino hai fretta, Purtroppo sì. a mezzogiorno sei sul lavoro, mangi un panino, alla sera si riunisce la famiglia finalmente, ed è importante che si riunisca la famiglia, ed io credo che sia importante che si faccia la cena quando ci sono i ragazzi a casa, no? Però quando siamo pensionati, che i ragazzi sono per la loro strada, sei soltanto tu con la tua sposa, e non abbiamo nessun bisogno sociale di fare questa cena, e ci accorgeremo che dormiremo meglio non mangiando la sera, e che ci alzeremo al mattino con un bel appetito e un buon vigore per fare una splendida colazione. Però non c'è la dimostrazione scientifica che sia effettivamente proprio... C'è la dimostrazione scientifica che saltare la cena aiuta a perdere peso per chi è sovrappeso, c'è qualche studio che suggerisce che aiuta a guarire i tumori, a ridurre le metastasi, uno studio importante sui tumori della mammella. Non è detto che ci aiuti a vivere di più, no? O ad avere una vecchiaia più felice, però è un'ipotesi scientifica piuttosto solida. A proposito di vecchiaia felice, anche il vivere insieme aiuta a invecchiare. Il professore peraltro si è sposato recentemente, posso dirlo? Puoi dirlo, sì. Mi sono sposato recentemente, sì. Cioè dopo gli 80 anni? Dopo gli 80 anni. È possibile? È possibile, sì. Saluto la signora peraltro che è qui in sala con noi. Lei fa meditazione? Non abbiamo avuto il tempo di parlare della dimensione spirituale, della longevità in salute. Ho accennato soltanto allo studio sui monaci tibetani. La meditazione ha un effetto collaterale importantissimo, è quello di ridurre lo stato infiammatorio, perché uno dei fattori dell'invecchiamento è il cosiddetto inflammaging. Noi siamo tutti infiammati e lo stato infiammatorio è quello che favorisce tutte le patologie croniche, il cancro, l'infarto, le demenze, il diabete. E lo stato infiammatorio è perché mangiamo cibo spazzatura, perché non facciamo esercizio fisico, perché siamo stressati, lo stress aumenta l'infiammazione. E allora la meditazione è una medicina importante, non è che bisogna meditare per ridurre l'infiammazione, però è un effetto collaterale che è gradevole, quello di la meditazione riduce l'infiammazione. Il suo ultimo libro ha il titolo Il nostro veleno quotidiano. Il nostro veleno quotidiano. Non c'è andato proprio leggero, voglio dire. Ho scritto questa cosa perché la gente si renda conto che siamo circondati da veleni, e mangiamo veleni, che sono i veleni dell'agricoltura, che sono dei veleni spaventosi per i ragazzi, per la fertilità maschile. Molti di queste sostanze hanno un'azione ormonale. Sapete, gli ormoni agiscono in piccolissime quantità, i ragazzi sono sempre più sterili. Oggi, rispetto a 40 anni fa, si è dimezzata la concentrazione di spermatozoi. Gli spermatozoi non funzionano bene. I veleni della plastica,
il bisfenolo A che riveste le lattine delle bibite, le lattine della birra. I ragazzi che si bevono questa cosa, si bevono delle piccolissime quantità di ormoni femminili. I veleni della plastica in generale, le plastiche dure hanno il bisfenolo A, le plastiche molli hanno gli ftalati, e gli ftalati sono degli antiandrogeni. E poi ci sono i veleni che l'industria alimentare mette nel cibo, che sono questi additivi alimentari. Fra i più pericolosi sono gli emulsionanti. Gli emulsionanti vengono messi proprio per rendere il cibo più soffice. Nel panettone che comprerete a Natale vedete scritto monoedigliceridi degli acidi grassi, oppure E471 o E472. Ebbene, questi emulsionanti sciolgono il muco intestinale e quindi permettono ai batteri di entrare a contatto con la mucosa, cosa che non dovrebbero fare, e questo aumenta l'infiammazione. C'è uno studio importante appena pubblicato che mostra che più emulsionanti mangi, più ti ammali di cancro, perché lo stato infiammatorio favorisce anche lo sviluppo del cancro. Quindi se vedete scritta quella roba, non comprate il panettone. Un panettiere sa benissimo fare un panettone senza usare queste porcherie, ma l'industria che deve produrre 10.000 panettoni al giorno ha bisogno di un aiutino chimico. E questo aiutino chimico noi non mangiamocelo. Dottor Berrino, lei ha invitato a tornare a far da mangiare in casa, magari guardando Masterchef, ma facendo da mangiare. A casa sua chi fa da mangiare? Fa lei o fa il signore? Tutti e due facciamo da mangiare. Sì? E poi io ho insegnato, ho fatto corsi di cucina per tanto tempo, perché secondo me il ruolo del medico è un ruolo, quello di insegnare a cucinare e a cosa mangiare. E quindi me la cavo a cucinare. E poi ho incontrato una signora che se la cava anche lei, e quindi, che anzi mi ha insegnato molte cose. Lei ha detto che aspira ai 100 anni. Quando lei ne avrà 100, io, se Dio vorrà, ne avrò 86. Ci rivediamo, spero, reciprocamente in forma. Lo spero. Ma io aspiro ai 100 anni, io accetto benissimo di morire quando mi capiterà di morire. Quello che voglio è morire in salute per godermi questo passaggio meraviglioso della vita. Sono molto curioso. Ma morire in salute? Morire in salute. Perché si può morire in salute. Sapete, quando io parlo ai medici, questi mi guardano strano, loro pensano che si muoia solo di malattia. No, si muore anche senza malattie, perché il corpo si consuma progressivamente, no? E questo rumore epigenetico, questi geni che non funzionano più bene, no? E quindi ti tolgono la forza vitale, no? Però si può morire in salute, che non è l'augurio che ci facciamo, l'augurio è quello di stare in salute, poi se arriviamo alla sua età e magari puntiamo ai 100 anni è una bella prospettiva. Lei pensa di essere ascoltato? No, in realtà sono molto perplesso. Io da 10 anni a questa parte, da quando sono in pensione, mi dedico a informare prevalentemente sulle cose che io so bene, cioè informare sul cibo e sugli effetti che il cibo ha sulla nostra salute, e anche un pochettino sugli effetti che la nostra vita spirituale ha sulla nostra salute. E magari qualcuno ha ricevuto un beneficio di questo insegnamento, ma la potenza di Big Pharma e di Big Food è talmente forte che è veramente difficile scalfirla. È la ragione per cui i nostri politici non sono in grado di fare assolutamente niente per la prevenzione. Non possono, perché andrebbero contro gli interessi della finanza, andrebbero contro la crescita. Io lavoro perché si riduca la crescita, no? Soprattutto la crescita legata ai costi della salute.
perché non c'è il diritto alla salute, ma il diritto ad essere all'assistenza sanitaria. La salute è un patrimonio di ognuno di noi, e ognuno di noi è una responsabilità. È la responsabilità. E con queste lezioni e anche con questi incontri che facciamo noi speriamo di avere anche accresciuto la consapevolezza che si può migliorare attraverso l'alimentazione il nostro stato di salute. Grazie, dottor Franco Berrino, è stato veramente un piacere, un onore